cerchiamo di spendere quello che riusciamo, perché altrimenti invece di perderne 600 di milioni potremmo perdere addirittura di più. Beh, allora forse il ministro Tremonti e questa combriccola di suoi colleghi dirà: è vero che la Sardegna non ha la metanizzazione, le strade sono messe male, può darsi che la rete ferroviaria, erano previsti 600 e rotti milioni di investimento, c'è stata una grande ritirata di Ferrovie dello Stato dalla Sardegna, per cui riusciamo a salvare qualche cosina, tipo i cantieri che sono partiti l'altro giorno per fare la stazione dei treni all'aeroporto di Cagliari Elmas, ma dopo una battaglia, una pressione parlamentare notevole. Però a fianco di questo fabbisogno non c'è una corrispondente e proporzionata capacità di razionalizzarlo, cioè non siete capaci. Che senso ha che io metta e destini risorse pubbliche quando non riuscite ancora a spendere quelle che avete in cassa e che potete spendere, ma che state restituendo non alla comunità nazionale, ma addirittura all'Unione Europea, ad altre comunità tra gli Stati membri dell'Unione Europea. E tutto questo compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica, quindi a legislazione finanziaria sostanzialmente invariata. Io traggo dall'analisi del nostro piccolo piano Marshall queste conclusive valutazioni. Il piccolo piano Marshall è diventato il piccolissimo piano Marshall. Ha navigato come un piano Marshall sommergibile proprio perché si è ridotto a Mignon, è un mini sommergibile, e tuttavia credo che potrebbe avere un ruolo assolutamente nullo di impatto con l'esigenza di sopperire ai deficit infrastrutturali della Sardegna, per il semplice motivo che questa clausola, tu hai diritto ad avere più infrastrutture programmate dallo Stato e inserite nell'allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica solo se sei capace di razionalizzarlo, ci riporta drammaticamente a questo tema. Federalismo non significa semplicemente mi divido i soldi a seconda di dove li produco, significa anche che c'è bisogno di una classe dirigente che abbia le caratteristiche per poter gestire il di più di poteri e di funzioni che un'impostazione federale dello Stato comporta. E quindi questo ci riporta drammaticamente al tema di individuarle, queste capacità, perché domani potrebbero essere per quanto riguarda questo tema della perequazione infrastrutturale, l'equivalente di quella famosa clausola di fallimento politico che comunque è inserita nella legge 42, cioè il sistema politico che sballa i bilanci, che mette a repentaglio la stabilità finanziaria del pezzo di Stato federale, fiscalmente parlando, di cui ha responsabilità, paga questa sua responsabilità mal gestita, paga la mala gestio con una sorta di interdizione politica dai pubblici uffici. Noi rischiamo, se non ci attrezziamo prestissimo a rimettere mano ad un quadro di sistema di dirigenza complessiva, direi di classe dirigente della Sardegna, politica ma anche imprenditoriale, ma anche negli alti vertici dell'amministrazione della regione, ad avere una sorta di sanzione preventiva in questo senso. Se siamo fuori dalla razionalità dei conti e degli strumenti, siamo fuori anche dalla possibilità di avere un riequilibrio, io dico, non solo nelle infrastrutture ma anche nelle chance di vita del nostro popolo. Ma questo è un tema più complicato e più aperto di quello che abbiamo discusso stamattina.